TG, una buona giornata, ben ritrovati nel nostro spazio quotidiano riservato all'informazione regionale. In primo piano c'è la situazione pesante che riguarda i nuovi casi Covid positivi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.062 casi positivi, un numero che cresce di giorno in giorno, un totale di 548.750 positivi nella regione Veneto. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, 34 nuovi pazienti nell'area non critica, sono invece 4 i nuovi pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Purtroppo 6 persone hanno perso la vita nell'ultima giornata, si diceva, nella nostra regione. Ospite nei nostri studi oggi abbiamo il consigliere regionale Luciano Sandonà. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Assieme al consigliere regionale, guardando anche i nostri servizi, andremo a commentare un po' la situazione che si sta registrando nella nostra regione, ma poi spazieremo anche per quanto concernono altri argomenti. Cominciamo subito noi intanto parlando del Veneto, che resta per ora zona bianca. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, non esclude che a Natale invece la situazione slitti già al giallo, ma vediamo assieme. Il Veneto è in una situazione di pressione che va tenuta sotto controllo, ma che per il momento la sanità regionale riesce a gestire. La prossima settimana, quindi, la nostra regione sarà ancora nella fascia di rischio più bassa, mentre per Natale si profila già la zona gialla. A dirlo è il governatore Luca Zaia, che sottolinea come l'unico parametro a garantire ancora la zona bianca per il Veneto sia quello dei ricoverati in area non critica, per ora fermo all'11%. Se la settimana prossima questo parametro dovesse superare la soglia del 15%, scatterà il giallo proprio per la settimana natalizia. Zaia ribadisce inoltre che su 131 ricoverati in terapia intensiva il 78% è composto da pazienti non vaccinati, il 22% da vaccinati. La terapia intensiva, dice il Presidente, è il settore che manda più in crisi il sistema ospedaliero. Dalla Regione fanno comunque sapere che, con i dati attuali, il vaccino sta funzionando. L'invito di Zaia per i veneti in questa fase così delicata è di aderire alla campagna vaccinale e di non abbassare la guardia, di indossare le mascherine in ogni situazione di assembramento e di prestare la massima attenzione. Ecco, consigliere Sandonà, questo appello che lancia il governatore del Veneto in realtà è un appello che si sta portando avanti da tantissimo tempo, eppure si stanno vedendo ancora situazioni molto critiche. Abbiamo visto le terapie intensive che non sono intasate totalmente, però c'è una situazione preoccupante. E tra l'altro il dato confermato è quello che concerne appunto la presenza di non vaccinati nelle varie terapie intensive, in area non critica, nei nostri ospedali. Insomma, la massiccia presenza di persone ospedalizzate riguarda persone che non sono ancora vaccinate. Quindi come regione proprio vi state muovendo per cercare di portare avanti al massimo questa campagna di sicurezza nei confronti della gente? La regione ha sempre ripetuto, il governatore Zaia ha sempre ripetuto come un mantra, diciamo, l'invito alle persone a vaccinarsi, e anche i numeri anche da noi sono cresciuti, le percentuali siamo ampiamente al di sopra dell'80%, ci avviciniamo al 90, quasi al 90% dei vaccinati, diciamo, sulla popolazione vaccinabile, no? Quindi questo è stato un mantra che abbiamo ripetuto negli ultimi mesi, ma poi è stato l'invito alla prudenza, l'invito a utilizzare le mascherine, a igienizzare continuamente le mani, a dei comportamenti prudenziali per quel che riguarda i contatti con le altre persone è stato continuo da parte della Regione Veneto e da parte del governatore. Certo, poi il messaggio perde magari anche un po' di efficacia quando un po' i dati migliorano, ecco. Però adesso l'ondata di nuovi positivi è importante, sta crescendo a ritmi molto elevati, perché insomma i nuovi positivi nella giornata di ieri, avete ricordato anche
anche voi, erano intorno ai 4.000 al giorno, però non c'è una crescita parallela degli ospedalizzati, perché con questi stessi dati, quindi di circa 45.000 positivi, l'anno scorso avevamo gli ospedali che avevano una pressione notevolmente maggiore, quindi nell'ordine di 4 o 5 volte quella che è quella attuale, quindi siamo al di sotto ancora del 10% dell'occupazione delle terapie intensive, che è il dato che ci preoccupa maggiormente. E poi, come diceva giustamente lei, questo dato che è veramente balza agli occhi subito, che la stragrande maggioranza di coloro che sono ricoverati sono persone non vaccinate, anche in rapporto di quella che è la loro percentuale sulla popolazione totale, quindi è un'incidenza di circa 9-10 volte rispetto ai vaccinati, e quindi insomma è un dato che fa riflettere e che ancora una volta fa rinnovare l'invito alle persone che non abbiano ancora fatto la prima dose di farla. Ecco, a proposito, sono arrivati anche i dati proprio dalla Regione che riguardano le nuove dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore, e allora c'è un totale di 49.213 nuove dosi, di cui 2.853 nuove prime dosi, 2.157 sono i cicli completati, 44.135 sono quelle che vengono chiamate terze dosi, le dosi booster. Quindi insomma c'è un numero importante, addirittura il 95,5% è la percentuale delle dosi somministrate in base alle dosi fornite, quindi pensare che c'è un 95,5% è un dato importante questo. È una macchina che sta cominciando a lavorare ancora dopo una pausa, diciamo, dovuta alla fine della seconda dose, prima, diciamo, dell'arrivo dell'invito alla terza dose, prima per gli ultra 65 anni e poi anche per gli altri. È una macchina che ha ripreso a funzionare a pieno ritmo, tanto che abbiamo aperto numerosissimi hub vaccinali di nuovo, e la macchina organizzativa si è messa in moto di nuovo con la solita efficienza del sistema sanitario regionale del Veneto. Ecco, parlando proprio delle aperture dei nuovi hub vaccinali, i famosi Covid Hospital, tra l'altro anche si è partiti con Schiavonia e poi a cascata arriveranno anche un po' tutti quanti gli altri nosocomi dedicati interamente ai pazienti Covid. Lo ha dichiarato proprio in settimana lo stesso governatore Zaia, dicendo che è un passo necessario, indispensabile per garantire la sicurezza e la cura corretta alle persone. San Bassiano e Marostica, tra l'altro, possono essere considerati sempre più Covid Hospital, nel senso che sono sempre più numerosi i pazienti che sono ricoverati anche all'ospedale di Bassano e all'ospedale di Marostica. Vediamo. Ci stiamo attivando per l'apertura dei Covid Hospital. E ricordo che non c'è solo Schiavonia, c'è San Camillo Treviso, c'è Jesolo, Sant'Orso, Villafranca. C'è Sant'Orso, appunto. Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia, che parlando di Covid Hospital non cita il San Bassiano. L'emergenza pandemica fa segnare un costante aumento dei casi, ma la scelta dell'ULSS 7 e del suo direttore generale Carlo Bramezza di portare i posti letto Covid dell'ospedale di Bassano da 20 a 25 e di riconvertire completamente quello di Marostica in area Covid rischia concretamente di mettere ulteriore pressione sulla sanità locale. Come accennato proprio da Zaia, c'è Sant'Orso. E allora la domanda che molti cittadini si fanno è questa: perché andare a indebolire una struttura come il San Bassiano quando, almeno in questa fase, si può fare affidamento sull'ospedale di Sant'Orso? Una strategia che nell'immediato comporterà inevitabilmente un'ulteriore riduzione dell'attività chirurgica programmata. I cittadini ricordano e ci ricordano ogni giorno con centinaia di segnalazioni che oltre al Covid ci sono tanti altri problemi. Tempi d'attesa inverosimili per visite o esami, personale medico e infermieristico costretto a un carico di lavoro extra, prenotazioni che diventano spesso, troppo spesso, un inseguimento senza fine.
Incertezze che a Bassano stanno diventando un fardello pesante per chi deve già sopportare quello delle problematiche di salute. In questo scenario forse qualcuno si è dimenticato che prima di mettere ulteriore pressione al Sambassiano c'è Sant'Orso. Lo dice Zaia, lo dice il buonsenso. Dovremmo avere in collegamento Skype da Vicenza Daniele Garbin. Daniele, buongiorno. Eccoti qua Daniele. Ti trovi davanti a una banca che ha subito una rapina proprio nelle scorse ore. Raccontaci cos'è successo, Daniele. Sì, buongiorno Vanessa e anche ai telespettatori. No, precisamente la notizia è uscita oggi, la rapina risale a ieri all'ora di pranzo, però ecco è stata subito la caccia all'uomo, anzi ai due uomini che sono quelli che sono entrati nella banca, questa è la filiale della Carige, in Viale Mazzini a Vicenza, proprio siamo a ridosso del centro e proprio qui dentro verso l'ora di pranzo si sono presentati due uomini col volto coperto in parte con la mascherina, con un cappello e hanno passato il varco dei metal detector e improvvisamente è comparsa una pistola che ha minacciato, con questa hanno minacciato il cassiere. Che sia una pistola giocattolo o una pistola vera, questo si capirà più tardi, anche perché al momento non si hanno ancora elementi. La descrizione è questa: si sono presentati a quell'ora, hanno bloccato le persone all'interno, hanno costretto il cassiere a dare loro dei contanti, si parla intorno ai 10.000 euro, e poi con molta calma sono usciti, si sono fatti aprire la porta d'uscita e si sono dileguati. Probabilmente c'era un terzo complice che li aspettava in un'auto qui vicino e per fortuna nessuno si è fatto male, però questo è il dato. Subito si sono allertate poi le forze dell'ordine e ancora da ieri, insomma nella notte, si è ancora alla ricerca di queste persone, anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza. Resta la perplessità appunto di come queste persone siano riuscite a passare il varco del metal detector. Questo fa pensare forse potrebbe essere una pistola giocattolo, ecco, però sì, ma tra non aveva l'altro anche rotto. Daniele il fatto che sappiamo benissimo che all'interno delle varie banche, degli istituti di credito ci sono dei meccanismi che impediscono tra l'altro proprio anche gli stessi cassieri di arrivare al denaro in maniera immediata, ci sono meccanismi a tempo e tutto quanto, quindi c'è anche questo da capire, come sia stato possibile che in una manciata di minuti siano riusciti a entrare e farsi dare insomma 10.000 euro in contanti e scappare. Sì, certo, sono quelle le domande, in questo momento sono gli elementi che abbiamo in mano. Abbiamo sentito il vicequestore Lorenzo Ortensi, che guida la squadra mobile, che ci ha confermato la notizia, e questi elementi di più non ha potuto e non ha voluto dire perché le indagini ovviamente sono in corso e quindi in questo momento sono elementi che saranno importanti poi capire, approfondire. Al momento è questo il dato. Caccia all'uomo, alla coppia insomma di due uomini, forse stranieri. Questo è un'altra indiscrezione che è emersa, staremo a vedere poi l'esito di queste. Effettivamente era un po' che non succedeva una rapina, poi siamo nel periodo delle feste, questo è un elemento che avevamo anche toccato proprio con il questore, dopo i controlli Covid che erano avvenuti, e un po' la preoccupazione che questo periodo fosse anche statisticamente particolarmente sensibile all'aumento, ecco, questa sembra proprio la conferma anche dopo un lungo periodo, una rapina proprio durante il periodo, insomma all'inizio della vigilia delle festività, a conferma che effettivamente le forze dell'ordine stanno facendo il massimo, ci ha garantito anche il signor prefetto, però effettivamente è un periodo delicato e questa caccia all'uomo servirà appunto anche più tempo e anche più risorse da quel punto di vista per cercare di identificare gli autori di questa rapina. Ecco, tra l'altro sì, sappiamo non soltanto per quanto riguarda banche o quant'altro, ma presi di mira soprattutto tra i mesi di novembre e dicembre arrivano gli appartamenti, le abitazioni, quindi massima attenzione, l'abbiamo sentito anche nei vostri servizi nei giorni scorsi, anche massima attenzione da parte delle forze dell'ordine, a cominciare dalla polizia locale per poi passare a polizia di Stato e carabinieri, per quanto riguarda proprio questo controllo capillare sulla città per cercare di limitare al massimo eventuali colpi. Daniele, centro città, che area si respira oggi?
Ma oggi è una bellissima giornata, diciamo, c'è il sole splende, non ci sono nuvole che hanno minacciato i giorni scorsi. Oggi è proprio un weekend, la vigilia di un periodo sembra positivo. In questo momento c'è proprio anche l'aria, in qualche modo è stata lavata, è una bella giornata e si vede il gran traffico, probabilmente invita anche le persone a spostarsi in centro. Qui siamo proprio nella cintura delle mura storiche a ridosso, e davanti a me c'è proprio una delle vie proprio della circolazione interna molto molto trafficata, persone anche così con la sciarpa, senza sciarpa abbassate, sacchetti, vedo di regali proprio stanno passando davanti a me. È proprio un classico weekend, chi è a fare spese, ma soprattutto vedo addobbi, ecco, natalizi. C'è questo clima, insomma, di una bella giornata da dedicare allo shopping, questo vedo. Addosso, la mascherina viene indossata in ogni caso? Sì, sì, Sempre? sì, è proprio l'ordinanza del sindaco Rucco che proprio ha imposto assolutamente nel centro la mascherina, proprio con questa ordinanza, e vedo che viene rispettata. Le persone che stanno girando, nonostante anche magari il caldo, proprio vedo che direi quasi la totalità la indossa. Certo. Bene, Sì, allora sì. io ringrazio da Vicenza il nostro Daniele Garbini, tutte le informazioni ovviamente nel TG Vicenza di questa sera 19:15. Buona continuazione Daniele, buon lavoro. Noi ci fermiamo per qualche istante, c'è una breve pausa, tra pochissimo. Rieccoci nuovamente in diretta Focus TG. Assieme a noi nel corso del nostro notiziario il consigliere regionale Luciano Sandonà, che tra l'altro è reduce da un viaggio del tutto particolare. Lei è stato a Zurigo, è tornato proprio ieri, e io dico solo una cosa: il 9 dicembre 2020 c'è stata una grandissima perdita per il mondo sportivo e non solo, perché è mancato il campione Paolo Rossi. E lei è andato a Zurigo perché, consigliere Sandonà? Beh, c'è stata la celebrazione dell'anno della scomparsa del grande Paolo Rossi, l'indimenticabile Pablito, no? Nazionale, ma un grande calciatore, soprattutto che ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori di tantissimi tifosi veneti, in particolare vicentini, perché Paolo è esploso, è nato nella Rossi Vicenza, con quei 3 campionati che ha fatto a Vicenza, specialmente il campionato del 77-78, dove Vicenza è arrivato secondo, e con Paolo capocannoniere di quel campionato. Poi Paolo è stato convocato a sorpresa a 22 anni nei campionati del mondo dell'Argentina del 78 e ha giocato titolare con la maglia nazionale, quindi è stato anche quello un motivo di grande orgoglio e di rivincita della provincia di Vicenza nei confronti, diciamo, di tutto il resto del paese. Quindi Paolo è amato in tutta Italia, ma soprattutto in provincia di Vicenza e nel Veneto. Poi è un campione internazionale perché l'altro ieri a Zurigo, dove sono stato, ho avuto, diciamo, l'onore e la fortuna di partecipare a questa celebrazione. C'erano 9 campioni del mondo della nazionale dell'82, quindi c'erano i grandi amici di Paolo, Cabrini e Tardelli, ma poi c'era Bruno Conti, c'era Claudio Gentile, c'era Giovanni Galli, c'erano 9 protagonisti di quell'anno, più Gianluca Zambrotta, che è campione del mondo del 2006, oltre a 2 fenomenali giocatori del Brasile dell'82, Paolo Roberto Falcao e Leo Junior, che sono venuti apposta dal Brasile per la celebrazione. Poi tutta la giornata è stata gestita nella sede della FIFA assieme alla moglie di Paolo, Federica Cappelletti, che è la grande animatrice, diciamo, di queste iniziative in ricordo di Paolo, e dal presidente della FIFA Gianni Infantino, che è rimasto lì per 7-8 ore, insomma, insieme a noi. Quindi quanti italiani c'erano? Beh, allora la ricorrenza era una ricorrenza, diciamo, ristretta, con
in diretta TV, credo anche, c'erano tutti i giornalisti chiaramente di Sky, della Rai, di Mediaset, poi dei maggiori giornali sportivi e non solo italiani, ma è stata una cosa ripresa da tutti i giornali del mondo, quindi perché Paolo è l'immagine, diciamo, del nostro paese nel mondo, è un eroe conosciuto in tutto il mondo. E tra l'altro c'è anche una mostra che parte dalla nostra regione, parte da Padova. Ci sarà una mostra in prima assoluta nazionale che poi toccherà tutte le città del mondo, poi verrà portata a Parigi, a New York, a Zurigo, a Sydney, quindi sono stati conclusi che bello, proprio le città principali, a Roma, che bello. Ma la mostra partirà in prima assoluta a Padova il 21 di dicembre, scusate, di quest'anno, quindi sarà per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio e è una mostra assolutamente... Ricordiamo dove? A Padova al San Gaetano, al centro, diciamo, di culturale Via Altinate, sì. San Gaetano in Via Altinate, speriamo avrà un successo sicuramente incredibile, ma ci sono assolutamente dei cimeli unici di Paolo, quindi il pallone d'oro, la maglietta di Italia-Brasile, le magliette del Vicenza, ma poi ci sono grandi magliette, grandi maglie firmate dai grandi campioni come Neymar, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Zico, Pelé, i videomessaggi di Zico, Pelé, Maradona, e ci sarà presente all'inaugurazione l'arbitro Abraham Klein che ha arbitrato la partita Italia-Brasile dell'82, quindi Abraham Klein, che è un arbitro internazionale israeliano che ormai ha 83 anni, è una persona fra l'altro in splendida forma, vedrete poi nei servizi del TG appunto gli sketch che sono stati fatti in quella serata, quindi in assoluta anteprima nei TG di Rete Veneta, di Medio Nord-Est, ci sarà questo servizio di questa serata assolutamente straordinaria. Bene, noi ci separiamo per qualche istante, poi ritorniamo subito dopo in diretta. Siamo nuovamente in diretta Focus TG, ci occupiamo adesso, andiamo a Padova e ci occupiamo della riattivazione proprio da ieri del padiglione 8 per garantire questa campagna vaccinale che per quanto riguarda l'ULSS Euganea sta prendendo piede in maniera importante, specialmente nelle ultime ore. Vediamo. 23.000 dosi di vaccino in più e riapertura da ieri del padiglione 8 della fiera. 15 le linee vaccinali operative, dopo 2 mesi di stop e dopo un'attività di vaccinazione a dir poco intensissima con quella al padiglione 6. Ogni linea può arrivare a somministrare fino a 156 iniezioni di vaccino al giorno. Il numero totale delle linee disponibili può raggiungere le 36 nei momenti di maggior afflusso di prenotazioni. Il personale al lavoro, una sessantina di persone tra medici, infermieri e OS, è dell'azienda ospedale Università di Padova, che si affiancherà a quello della ULSS operativo al padiglione 6. Più il personale che prepara il vaccino, quello dell'accoglienza e alla sorveglianza nella sala di attesa post-iniezione, dove si trascorre il classico quarto d'ora sotto osservazione. Secondo il direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben, in fiera non ci sono code o difficoltà. Moltissime le terze dosi somministrate, l'82%, ma anche seconde dosi, il 10%, e prime dosi per l'8%. Il direttore generale conta di tenere aperto il padiglione 6 almeno fino alla fine di febbraio. In ospedale riaprirà invece tra qualche giorno il punto tamponi collocato nel parcheggio che dà su via San Massimo, una tensostruttura di 300 metri quadrati che servirà a rispondere al gran numero di tamponi richiesti dai cittadini, in particolare dai residenti a Padova. Forse 6 le linee di somministrazione dei test, alle quali si potrà accedere solo con la prescrizione medica. E allora adesso andiamo a Pianzano, dove c'è nel Trevigiano, dove c'è Christian Arboit. Perché, Christian, cosa è successo in quell'area del Trevigiano? Anzi, tu esattamente ti trovi a Conegliano, giusto? Sei stato poco fa a Pianzano, ecco, facciamo questi giri. Allora, a Pianzano, che è successo, Christian? Allora, cominciamo esattamente da Pianzano, cominciamo dalla cronaca. Pianzano e Bibano, quindi siamo in comune di Godega di Sant'Urbano,
c'è stata una razzia in chiesa, o meglio nelle due chiese parrocchiali di Pianzano e Vivano. Giovedì mattina. Queste sono le immagini degli edifici di culto. Questo in particolare è quello di Pianzano, che fra poco vedrai è chiuso. La chiesa è chiusa causa furto, così recita il cartello che Don Celestino ha esposto. I ladri sono entrati con ogni probabilità nella notte tra mercoledì e giovedì, forse anche nel corso della giornata di giovedì, perché tutte e due le chiese non hanno il parroco in presenza. Come ben sai c'è carenza anche di sacerdoti, quindi tutti adesso si trovano in parrocchia a Godega di Sant'Urbano. Questa mattina ho parlato anche con il sacrestano della parrocchia di Vivano e mi diceva sì, sono scomparse le offerte raccolte soprattutto nel ponte dell'Immacolata, e parliamo di circa 1.200 euro solo per la chiesa di Vivano. Ovviamente un gesto che infastidisce i fedeli, i parrocchiani, ma non solo, la comunità intera. Fra poco parleremo anche con Don Celestino, che questa mattina stava celebrando messa. Ecco, questo il cartello, anche inusuale per certi versi, una chiesa intera chiusa a causa per l'appunto di un episodio di microcriminalità. Ovviamente stanno indagando i carabinieri perché c'è stata una denuncia. Don Celestino ha presentato la denuncia. Adesso mi trovo invece come visto a Conegliano, nel cuore del mercatino di Natale di Conegliano, che è un mercatino di Natale presidiato. Ci vuole il Green Pass per entrare, ma adesso ti mostrerei qualche immagine proprio in presa diretta. Certo. Vediamo se è possibile. Ecco. Come vedi, qui siamo proprio all'ingresso. C'è la protezione civile degli alpini, il monitoraggio del Green Pass. Ovviamente tutte le indicazioni, non ci avviciniamo troppo per motivi di privacy, come ben sai Vanessa, però è un mercatino di Natale che è partito sotto i migliori auspici. Poco fa ho parlato con il sindaco di Conegliano Fabio Chies, e Chies dice: mi raccomando, siate prudenti, perché solo la prudenza può salvare il Natale, può salvare l'attività di tanti operatori. Ecco, come vedi gli alpini sono molto solerti nel controllo della certificazione verde. C'è da dire anche che la risposta, sono qui da un po', da parte della popolazione è una risposta molto positiva. Una sola persona ha criticato questa mattina, ma insomma parliamo di una goccia veramente nel mare di una civiltà che comunque si ribadisce, e guarda che bel colpo d'occhio. C'è tantissima gente, la cosa che fa davvero ben sperare è che nonostante questa richiesta di assoluta sicurezza tramite la certificazione verde e quant'altro, mascherine, però la gente ce n'è tanta anche. Sì, calcola che poi... Ecco, abbiamo perso il collegamento con il nostro Christian. Stasera è previsto il flusso maggiore, questa sera entrerà in... ecco, questa è la ruota panoramica, questa sera sarà schierata anche la polizia locale guidata dal comandante Mallamace. Ma ti lascerei proprio con questa visuale del mercatino di Natale di Conegliano, Vanessa. Bene, grazie allora al nostro Christian Arboit che insomma oltre alla cronaca ci ha mostrato anche questo aspetto che in questi giorni soprattutto è di estrema attualità, ovvero la realizzazione, al di là dei mercatini proprio del Natale, il come la gente si approccia ai vari centri città e le varie ordinanze che sono state disposte dai sindaci e quant'altro. Brevissima pausa, tra poco. E
Eccoci in studio, ben ritrovati. Abbiamo accennato poco fa all'apertura, alla riapertura del padiglione 8 della fiera per garantire i vaccini alle tantissime persone che si stanno appunto avvicinando, soprattutto alle prime dosi e quant'altro. Restiamo a Padova, anzi andiamo a Vo, siamo nel Padovano perché abbiamo in collegamento proprio da Vo il nostro Guido Barbato. C'è uno studio che è stato avviato dall'università, dimmi se è corretto Guido, dall'Università di Padova, che riguarda le nuove abitudini alimentari dei residenti, delle residenti di Vo dopo o nel periodo della pandemia. Cosa è emerso, Guido, da questo studio dell'Università di Padova? Buongiorno intanto. Buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti. Le abitudini sono state calcolate sul prima, durante e dopo il lockdown che insomma qui a Vo iniziò praticamente per un po' tutta Italia, e ci hanno lavorato diversi ricercatori che fanno capo al Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova. Tenete presente che Vo ha una popolazione con un'età media piuttosto alta, superiore ai 50 anni. Sono stati distribuiti 2.800 questionari, ne sono tornati indietro circa il 20%, cioè circa 600, anche questo è un segnale della partecipazione della popolazione vadense a queste ricerche dell'università, che questa non è la prima, come sapete, effettuata da queste parti, ma è la prima probabilmente in Italia sulle abitudini alimentari della popolazione colpita dal lockdown. Allora, come vi dicevo, mentre per le persone anziane c'è stato un maggiore ricorso ai prodotti naturali, quelli dell'orto alla fine, e dei frutteti, perché non potevano uscire a fare la spesa, e per loro magari l'alimentazione ha portato dei risultati anche migliori. È proprio la popolazione invece di media età, dai 50 in su, quella che ha registrato un consumo invece minore di cibi naturali e salutari come la frutta e la verdura, lo zero del pesce perché non ci si poteva rifornire, anche questo è un dato piuttosto negativo, l'incremento del consumo invece di burro e rispetto all'olio, e attenzione l'aumento del consumo dei dolci, forse insomma per consolarsi un po' da un periodo difficile da affrontare. Probabilmente qui a Vo, perché può essere che sia un po' più difficile che in città, pochi runner in giro per smaltire come c'erano magari in città di persone che si mettevano a correre perché potevano muoversi in solitaria. Qui il territorio magari non lo permette esattamente, visto che è collinare, molte salite, molte discese, quindi c'è stato un aumento di peso abbastanza netto nelle persone di mezza età. Il questionario ha riguardato soprattutto però i maggiorenni, quindi è stato dato ai residenti dai 18 anni in su. Lo hanno coordinato Paolo Spinella del Dipartimento di Medicina dell'Università di Padova e la collega Romina Valentini. In questi momenti proprio stanno diffondendo poi il resto dei dati, perché la presentazione è in corso proprio in questi attimi in cui vi sto parlando. Un altro dato piuttosto interessante, ma forse anche un po' ovvio, non è successo solo a Vo, magari anche in città, è che sono aumentati i momenti di pasti in famiglia tra magari generazioni diverse, proprio perché appunto non ci si poteva spostare tanto e non si poteva andare ovviamente negli esercizi pubblici. Questo è una cosa buona questa, no Guido? Direi di sì. Questa è una cosa decisamente, almeno una cosa positiva c'è, insomma. Sì, anche questo ritorno all'orto e alla frutta, anche se qui a Vo la frutta regina è la ciliegia, ma anche l'uva. C'è stato però, attenzione, mi stava quasi per sfuggire questo dato, anche un incremento nel consumo di alcol nell'età media. Vedremo poi se questi saranno riflessi negativi o positivi sulla base di questi dati, ma forse ci vorrà, ho idea io, un po' di tempo per capire quali riflessi comporteranno. Cronaca, Guido, ce n'è da Padova oggi? Al momento no, ci siamo consultati anche con la redazione a Padova, al momento non ce n'è, a parte appunto quelle notizie che hai dato nel servizio che avete sentito, relative collegate a vaccini e tamponi, e al fatto che Padova, le ULSS e l'azienda ospedaliera stanno praticamente facendo di tutto per vaccinare o, per chi ha bisogno, tamponare le persone, soprattutto i residenti in territorio del comune di Padova. Certo, grazie allora, buona continuazione Guido, buon lavoro, grazie per questi dati che ci hai illustrato, dati che consigliere Sandonà fanno riflettere, perché cioè, pensare davvero come possa cambiare anche tutto un regime alimentare nel periodo di restrizione in cui si è limitati a casa fa riflettere questa cosa.
Fa riflettere, è innegabile che abbiamo cambiato le nostre abitudini in quel periodo là, ma anche interessante questo, direi, questo studio, perché ha cambiato anche il nostro modo di rapportarsi con gli altri, questo in maniera profonda, ma anche il fatto che abbiamo passato molte ore chiusi in casa, insomma, è stato anche uno stop a una vita moderna che era, ormai si andava sempre più di corsa, sempre più, cioè c'è stato uno stop improvviso e sono venute meno anche forse a volte delle certezze, delle sicurezze che avevamo, e poi insomma adesso si sta ripartendo, stiamo cercando di ripartire in tutte le maniere, ma credo che questa possa essere stata anche una lezione, diciamo, di vita, una lezione per il nostro futuro, insomma. Ecco, se dovesse fare un bilancio proprio rapidissimamente di quello che ha pesato invece il periodo delle restrizioni del Covid, ad esempio sulla politica regionale, lei cosa direbbe? Ma io direi che è stato un passaggio molto, molto forte, è stato un passaggio fondamentale nella politica regionale, perché basti pensare insomma a come è stata gestita e governata l'emergenza Covid dal Presidente Zaia in prima persona, e lo scrive molto bene anche nel suo libro, che è praticamente un diario per metà di quei giorni, ma anche l'assessore Lanzarini, da tutta la struttura regionale del servizio sanitario regionale del Veneto, e praticamente non si è fatto altro che parlare di questo, ma soprattutto il Presidente Zaia ha voluto informare giorno per giorno i veneti di quella che era l'evoluzione della pandemia, e questo credo sia stato un grande anche servizio pubblico, certo, che ha offerto, è stato unico non solo in Italia ma anche nel mondo. Sono arrivate televisioni anche internazionali, corrispondenti esteri, per studiare questo modo di rapportarsi del Presidente, che già era molto popolare, anche dopo le critiche che ci sono state anche particolarmente fastidiose sul fatto della sovraesposizione del Presidente, perché il Presidente semplicemente voleva riportare l'informazione, certo, e riportare tutto quello che succedeva giorno per giorno. Questo ci ha fatto purtroppo però accantonare quella che è la madre di tutte le nostre battaglie, che è quella che è l'autonomia, no? E questo però che non è stata accantonata, non è stata abbandonata, però, non è stata abbandonata, mai. è stata in parte accantonata nel periodo di emergenza acuta, certo, del Covid, ma noi la stiamo tirando fuori ancora, la stiamo riproponendo nei tavoli ministeriali, e spero che si possa ritornare a far politica in primis, perché ne abbiamo bisogno. Il Veneto ha bisogno di portare a casa quelle che sono le proprie competenze e le proprie risorse per gestire meglio la regione in maniera più efficiente. Bene, allora noi siamo arrivati anche al termine del nostro notiziario. Io ringrazio il nostro ospite, il consigliere regionale Luciano Sandonà, grazie per essere stato assieme a noi oggi, e grazie a tutte le persone che ci hanno seguito come sempre da casa. Una buona giornata, arrivederci.